Buongiorno a tutti e benvenuti a questo percorso sull'innovazione per librai. Io sono Ilaria Milana, sono un'imprenditrice, sono formatrice, ma soprattutto sono una libraia e con me c'è Giovanni De Carli, io sono Innovation Manager accreditato al Ministero per le Imprese e per il Made in Italy e sono a mia volta imprenditore, per lo più nel settore ICT, dove di innovazione se ne fa parecchia. sì, anche se oggi scopriremo che digitale non è innovazione. Assolutamente. Ok. Prima di iniziare a parlare di innovazione, per capire bene di cosa stiamo parlando, mi sembra una buona idea raccontare i 12 video che comporranno questo corso, quali sono. Ce lo vuoi raccontare te? Sì, magari facciamo vedere anche l'elenco di questi 12 video. Oggi faremo una chiacchierata sul significato dell'innovazione. Cosa significa innovare e come può essere utile. Il prossimo video sarà dedicato a scopo e identità. Scopo e identità che sono il punto di partenza di ogni impresa e ciò che dà le basi e che consente di guardare verso il futuro in maniera solida e duratura. Introdurremo poi nel terzo video lo strumento del Business Model Canvas come uno strumento utile per leggere la propria azienda e per identificare quali sono le aree di innovazione. Il Business Model Canvas è fatto di 9, vengono chiamati building block, 9 aree da approfondire, 9 o 11, ma poi questo lo scopriremo insieme. Una di queste è riferita al cliente, ai clienti target, ed è l'argomento del quarto video, strettamente correlato alla scelta e alla focalizzazione sui clienti target che scegliamo di darci. C'è il generare valore, la proposta di valore, che è l'argomento del quinto video. Poi parleremo del come fare a vendere, o meglio di quali sono i canali, le modalità per vendere, le modalità, le iniziative, gli strumenti per mantenere vive le relazioni con i clienti. Il settimo video è legato all'innovare nel ciò che facciamo e nel come lo facciamo, quelle che vengono chiamate nel Business Model Canvas le attività chiave e le risorse chiave della nostra organizzazione. E fra quelle che io chiamo le cose chiave ci sono poi i partner chiave, che sono quelli che ci consentono di creare e di portare sul mercato ai clienti target che abbiamo scelto per la nostra impresa il valore che siamo confidenti di poter generare. La decima e l'11ª area del Business Model Canvas sono quelle relative ai benefici sociali e ambientali e ai costi sociali e ambientali. Il Business Model Canvas è uno strumento che esiste da diversi anni, ma negli ultimi anni sono stati introdotti il concetto dei benefici e dei costi sociali e ambientali, perché sono sempre più importanti per le nostre imprese. Ovviamente parleremo di costi e di ricavi, perché le imprese sono fatte per generare valore anche viene detto per l'azionista, comunque per l'imprenditore o per il titolare dell'attività. E una volta che abbiamo percorso fino al decimo video i punti, gli elementi fondamentali del Business Model Canvas, abbiamo poi 2 video, l'11° e il 12°, che servono per dare concretezza, quindi per comprendere come le riflessioni fatte, e poi capirete nel corso dei video saranno veramente tante, ci conducono all'azione e quindi ai risultati. L'ultimo video è il video che ci consente di validare un po' tutto quello a cui abbiamo pensato. Abbiamo scelto di utilizzare lo strumento dell'analisi SWOT, che è uno strumento molto molto diffuso e utilizzato dalle imprese. Avremo quindi dal primo video, che è questo, dove parliamo di innovazione, fino al 12° un bel percorso ricco, denso, dove noi vi chiederemo di fare anche degli esercizi, dei compiti a casa, poi ce ne parlerà anche Ilaria. Tornerei però in studio. Assolutamente. Quindi 12 video di 30 minuti l'uno. Scoprirete in questo nostro percorso che un punto di riferimento fondamentale quando si decide di innovare un modello di business è focalizzare il punto di vista del cliente. In questo percorso, sapendo che avremmo dovuto parlare di innovazione a persone che, come voi,
stanno diverse ore al giorno nelle proprie librerie, quasi tutta la settimana, abbiamo pensato che registrare dei video che sarebbero poi potuti essere a disposizione in qualsiasi momento per questi professionisti sarebbe stata l'idea migliore. Speriamo che sia così. Quindi oggi parliamo di innovazione, per cui chiederei a Giovanni, quando parliamo di innovazione, di cosa stiamo parlando? Allora, innovazione, proprio il termine innovazione è usato molto, ahimè spesso abusato, usato anche a sproposito. Cerchiamo di semplificare un pochino, che secondo me è sempre la cosa migliore da fare. Allora, io mi sono laureato in fisica e uno dei personaggi che per me è un'icona, è un mito, è Albert Einstein. Albert Einstein, una delle frasi attribuite ad Albert Einstein è quella che dice che non possiamo pretendere che le cose cambino se noi continuiamo a fare le stesse cose o continuiamo a fare le cose nello stesso modo. Ecco, l'innovazione, innovare significa fare le cose in maniera differente oppure fare qualcosa di differente. Attenzione, qualcosa di innovativo non è qualcosa di nuovo. Qualcosa di innovativo è un qualcosa che introduce un cambiamento con un beneficio sostanziale per, nel caso specifico delle imprese, per i nostri clienti e per il nostro modo di lavorare in funzione del valore che vogliamo portare ai nostri clienti. Innovazione significa quindi introdurre un nuovo prodotto, un prodotto che non c'era, quindi è qualcosa di nuovo in questo caso, oppure introdurre una funzionalità nuova, una capacità nuova al nostro prodotto oppure al nostro servizio. Ma innovare significa anche fare quello che noi facciamo nella quotidianità in maniera differente, quindi diciamo possiamo definirla come innovazione di processo, quindi in funzione di un obiettivo che noi vogliamo ottenere, fare quello che noi facciamo nella quotidianità in maniera differente. C'è poi l'innovazione anche negli strumenti che noi possiamo adottare. La tecnologia, ma non solo la tecnologia, ci mette a disposizione un sacco di nuovi strumenti quotidianamente. Perché dico non solo la tecnologia? Ilaria, prima tu dicevi che l'innovazione non è per forza il digitale, che è diciamo, un tema su cui ci si concentra molto in questo periodo, perché l'innovazione è anche fare quello che facciamo sempre in maniera diversa, dotandoci di strumenti anche differenti. In questo percorso noi illustreremo uno strumento che personalmente uso nella quotidianità, che è quello del Business Model Canvas, ed è uno strumento non digitale, uno strumento concettuale. Per lavorare sul Business Model Canvas basta prendere un foglio di carta, dei post-it e dei pennarelli. Ilaria, spesso nella tua attività vai in giro con questi rotoloni di carta sotto braccio, questi sacchetti pieni di post-it, esatto, che sono degli strumenti di innovazione. Il post-it stesso, che è stata un'innovazione, poi un giorno o l'altro magari vi raccontiamo in che cosa è stato, tra l'altro. assolutamente casuale, perché l'innovazione nasce inaspettata spesso. Il post-it, che è un pezzo di carta con un pochino di colla, è uno strumento formidabile per l'innovazione. Ovviamente ci sono anche poi strumenti digitali. Oggi si parla tantissimo ad esempio, intelligenza artificiale generativa, e quello è uno strumento che ci cambierà la vita. Vedremo. Però sicuramente appunto innovazione non è digitale, cioè innovazione è guardare le cose da un punto di vista diverso, trovare nuovi punti di vista e immaginare nuovi futuri, cioè risolvere i problemi oggi per costruire un domani migliore, questo se vogliamo dirlo in modo alto. Assolutamente. Tant'è vero che in questo percorso a un certo punto toccheremo così qualche tema che riguarda la digitalizzazione, però sarà già arrivato il 6° video, saremo già molto avanti, perché prima bisogna capire che cosa vogliamo cambiare e soprattutto perché. Nel senso che poi le trasformazioni hanno dei costi e questi costi devono essere giustificati da intenzioni e anche dai risultati. Ecco, forse è
è importante spiegare perché secondo noi è utile, concretamente utile, parlare di innovazione. Innovazione che non è digitale, innovazione che non è uno strumento particolare. Innovazione dal mio punto di vista è anche un comportamento o una forma mentale di cui dobbiamo dotarci. Perché è concretamente utile parlare di innovazione? Perché parlare di innovazione ci aiuta a esplorare tutte le possibilità che abbiamo a disposizione, ci aiuta anche a cambiare prospettiva, a cambiare punto di vista. Noi lo stesso oggetto, lo stesso ambiente, lo spazio all'interno del quale noi lavoriamo, i nostri processi, i prodotti e i servizi che mettiamo a disposizione, li possiamo esplorare da tanti punti di vista. E io spesso, quando vado nelle aziende a parlare di innovazione, a fare consulenza sui temi dell'innovazione dei modelli di business, mi ritrovo a invitare le persone a cambiare fisicamente prospettiva, quindi spostare una poltrona, una sedia, un ufficio o anche mettersi in piedi. Questo è un esercizio che quando magari la libreria è chiusa vi consiglio di fare. Mettetevi in piedi sulla cassa, sul bancone della cassa e guardate la vostra libreria da una prospettiva diversa, o anche magari guardatela dalla prospettiva da cui la guardano i vostri clienti, quindi entrando dalla porta o guardando la vostra vetrina. Guarda Giovanni, ti devo dire che una cosa che succede sempre, io credo che i nostri librai che ci stanno ascoltando lo possano confermare, basta andare in vacanza per una settimana o 10 giorni e al ritorno uno vede una libreria diversa, cioè il fatto di allontanarsi e di entrare un pochino più da cliente ci fa vedere quella vetrina che non funziona, quell'angolo che dovrebbe essere migliorato e ci fa fare, ecco, ci consente di farsi quelle domande le cui risposte rappresentano l'inizio di un percorso di miglioramento. Quindi innovazione non è stravolgere tutto, cambiare, non è, come dicono gli americani, disruption. Anche l'innovazione può essere anche quella, e ripeto, non è detto che sia una disruption legata alla tecnologia. Rifare l'arredamento di una libreria o cambiare la disposizione dei mobili o cambiare la disposizione di quello che sta sugli scaffali, anche questo può essere in qualche modo disruption è qualcosa che è distruttivo, comunque un momento di forte discontinuità. Parlare di innovazione non vuol dire essere disruptive, ma stimolare la creatività anche per aggiungere qualcosa, per accendere il cambiamento, ma anche per usare in maniera diversa qualcosa che noi utilizziamo invece nella quotidianità. Ci sono tanti esempi, sono molto innovativi quelli che creano ad esempio le lampade che troviamo anche ai mercatini, no? Fanno lampade utilizzando, che ne so, le bottiglie piuttosto che anche le posate o i tubi dell'acqua. Ecco, quello è un modo diverso di utilizzare un oggetto, quindi di dare a un oggetto una funzione d'uso differente. Ecco, il concetto di funzione d'uso è importante perché tutto ciò che noi oggi utilizziamo, oggetti o anche comportamenti o altri strumenti che possono essere strumenti concettuali, anche diciamo immateriali, noi oggi siamo abituati a usarli in un certo modo per fare qualcosa di specifico, di particolare. Un'altra domanda che noi potremmo porci entrando in libreria e guardandola dopo una settimana di ferie, quindi questo è un invito a prendersi una settimana di ferie, oppure mettendosi in piedi su qualche scaffale, su qualche bancone e cercare di capire: ma io ho sempre fatto le cose in questo modo. Questo modo di fare le cose mi può consentire di raggiungere anche risultati diversi? Oppure un'altra domanda interessante che ci siamo fatta anche preparando queste chiacchierate: ma facciamo finta che questo strumento noi non l'abbiamo a disposizione. Questa cosa la potremmo fare in modo diverso? Oppure facciamo finta di essere obbligati a riorganizzare l'ingresso della libreria per catturare l'attenzione di un target particolare specifico, e capiremo poi cosa vuol dire nei prossimi video, della nostra attività. Che cosa può succedere? Quindi è un po' facciamo come se o facciamo finta che. Questo è un altro aspetto importante. Abbiamo parlato di innovazione in modo un pochino generica, con qualche piccolo riferimento alla libreria. Però
per un libraio imprenditore o per un imprenditore libraio, questo è un concetto su cui io poi ritornerò abbastanza spesso, perché il libraio è una figura un pochino così, io dico, mitologica per chi entra in libreria cercando... Sai da quanto esistono le librerie? Che poi nel tempo sono cambiate, dimostrando di avere una grande resilienza? Le prime tracce di libreria sono state trovate nella zona degli Assiri 4.000 anni fa. E da 4.000 anni fa ad oggi quanta innovazione c'è stata. Esattamente. E a questo punto però, Ilaria, come possiamo introdurre il concetto di innovazione in libreria? Allora, intanto una cosa, diciamo perché una libreria deve innovare. Adesso abbiamo qualcosa da far vedere? Ma guarda, non necessariamente, però facciamo, diamo un attimo un... Vabbè, vediamo se la regia ci mette la slide 4. Innanzitutto, e i librai lo sanno, siamo in un momento molto particolare dove le trasformazioni sono molto veloci. È arrivato l'online e in 10 anni si è preso buona parte del fatturato. È arrivata la pandemia e ha modificato tutti i comportamenti d'acquisto, di fruizione, le relazioni sociali, anche la geografia delle città, perché lo smart working così ha svuotato dei quartieri, ne ha riempiti altri. Insomma, è un momento in cui il mondo ci sta cambiando intorno molto velocemente. Quindi per noi innovare vuol dire cambiare alla stessa velocità con la quale cambia il mondo, il che significa introdurre dei sistemi che ci consentano di fare quelle piccole o grandi modifiche che manderanno avanti la libreria dietro a questi cambiamenti. L'ho detta male, ma questo è il concetto. E siccome l'innovazione può richiedere creatività, ma non è invenzione. L'innovatore non è un inventore, è una persona che ha un metodo, che sa come modificare il funzionamento della propria azienda in relazione a un obiettivo che si è dato. Noi in questi 12 video, nei quali faremo anche dei riferimenti specifici al mondo delle librerie, cercheremo di fare degli esempi in modo che non rimangano concetti vaghi, ma vengano incarnati dalla realtà delle librerie. Vi introdurremo a un metodo, perché per l'innovazione ci vogliono strumenti e serve un metodo. Quello scelto, l'abbiamo già detto, è quello del Business Model Canvas, perché ci dà quella struttura concettuale necessaria a immaginare una trasformazione aziendale tenendo sotto controllo tutti gli elementi importanti, e anche perché è uno strumento che consente ai team di lavorare insieme, perché l'innovazione non la farete mai da soli nel vostro ufficio o nella vostra cucina, la farete insieme ai vostri collaboratori, ai vostri soci e talvolta anche insieme ai vostri clienti. E quindi serve uno strumento, qual è il Business Model Canvas, che aiuti a mettere insieme le idee, sia nel momento della divergenza, in cui bisogna immaginare oltre quello che abbiamo fino ad oggi fatto, ma anche nel momento della convergenza, quando bisogna prendere delle decisioni e quindi poi portare avanti fattualmente i progetti. Io spero che vi saranno utili, non so se... Sì, tu hai detto una cosa che è molto importante, che è l'innovatore non è un inventore. Questo è un aspetto chiave. Non pensiate che di essere costretti a inventare per forza qualcosa di nuovo, e qua rientriamo nella differenza tra nuovo e innovativo. Non pensate di essere obbligati a inventare qualcosa di nuovo, a fare qualcosa che non siete capaci di fare, ma pensate a come, con le risorse che avete a disposizione, e le risorse sono le risorse tangibili o le risorse intangibili. Le risorse tangibili sono gli oggetti, gli spazi,
gli strumenti, i sistemi che avete a disposizione. Le risorse intangibili sono le vostre competenze, le vostre conoscenze, le vostre capacità, le esperienze, ma anche le passioni e i talenti vostri e delle persone che stanno con voi. Ma risorse sono anche le risorse che stanno intorno alla vostra libreria. Io uso sempre anche il termine di ecosistema. Noi viviamo tutti quanti in un ecosistema che ci ospita. Ecco, l'ecosistema che ci ospita è ricco di risorse che sono disponibili o in qualche modo accessibili. Questo è fondamentale per attivare anche l'innovazione, la scoperta dell'ecosistema che ci ospita, ma sarà il tema di alcuni altri video. L'altra cosa importante che abbiamo detto e l'abbiamo ribadito, quindi l'innovatore non è un inventore e l'innovativo non è per forza qualcosa di nuovo, ma può essere qualcosa che già c'è e che viene utilizzato in maniera differente, a cui aggiungiamo qualcosa o magari a cui anche togliamo qualcosa, perché il semplificare spesso aiuta l'innovazione. E un'altra cosa altrettanto importante è che l'innovazione è guidato o supportato dai comportamenti, da ciò che noi facciamo nella nostra quotidianità. Ed è per questo, per introdurre anche qualche nuovo comportamento, che noi vi sfidiamo un pochino, vi mettiamo alla prova con, li chiamiamo esercizi, li chiamiamo allenamento. Allora, abbiamo un paio di grafiche che adesso farei vedere. La prima ha giusto 3 parole: carta e penna. Io sono un fautore dello scrivere sempre ciò a cui si pensa, perché scrivere aiuta a mettere nero su bianco in maniera ordinata i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, e poi ci dà la possibilità di rileggerli e capire se quello che abbiamo messo in fila è realmente quello che pensiamo. Quindi la proposta e l'invito che vi facciamo in questo momento è quello di dotarvi non solo di carta e di penna, magari anche di un bel block notice, poi che sia in formato digitale come questo o in formato cartaceo come gli appunti di Ilaria, non è importante. Da brava libraia. Grande o piccolo, un bel foglio di carta, un insieme di fogli di carta e una penna. Quindi tutti gli esercizi che voi dovrete fare, che vi proponiamo di fare, tutti gli allenamenti, avranno bisogno di carta e di penna. Un'altra cosa importante è che ovviamente noi magari faremo dei riferimenti molto specifici a quello che è stato detto nel video, però l'esercizio può essere applicato anche a qualcosa di differente. Quindi, come diceva Ilaria, noi stiamo proponendovi, mettendovi a disposizione un metodo. Il metodo può essere applicato all'introduzione di innovazione, di cambiamento all'interno della vostra attività, della vostra libreria, ma può essere applicato anche all'introduzione di cambiamento, di innovazione in un pezzo della vostra attività o della vostra libreria, o magari a qualcosa di nuovo che voi volete creare, volete realizzare per al servizio del territorio, dell'ecosistema che vi ospita, per in qualche modo potenziare, valorizzare, consolidare ciò che oggi già fate in libreria. Quindi andiamo a scoprire l'esercizio, l'allenamento che vi mettiamo a disposizione alla fine di questo primo video, e sono 2 domande. Esattamente, quindi alla fine di ogni video avremo delle esercitazioni appunto per incarnare anche a casa quello che abbiamo raccontato durante i video, e in questo caso avete solo 2 domande alle quali dovete rispondere, possibilmente insieme a qualcun altro, cioè non da soli nella camera da letto, ma insieme ai colleghi, ai soci, ai clienti e ai dipendenti. Ecco, il coinvolgimento dei clienti amici è fondamentale. È fondamentale perché aiuta proprio a coprire un puzzle più ampio. E la domanda è: qual è l'ambito della mia attività che ha bisogno di innovazione?
Qual è il giovamento che potrebbe trarne la mia attività? 2 domande semplici, alle quali rispondere in compagnia di qualcun altro e possibilmente senza dargli troppo tempo. Riuscire a delimitare il tempo nel quale affrontare un tema, anche se non so se lo considerate semplice o meno come questo, dargli un tempo significa lavorare in urgenza e questo aiuta. Questo poi è un piccolo segreto in realtà. Che... Allora, qual è l'ambito della mia attività che ha bisogno di innovazione? Come si risponde a questa domanda? Innanzitutto esplorando gli ambiti della vostra attività. Questo è un esercizio che tornerà utile anche per ciò che vedremo negli altri video. Iniziamo a guardare la nostra attività, la nostra libreria, dividendola in pezzi, quindi segmentando dal punto di vista sia degli spazi che dei processi che dei momenti. Quindi iniziate a guardare da prospettive diverse la vostra attività e elencate, dico sempre carta e penna, elencate gli ambiti della vostra attività sotto questi 3 assi che abbiamo detto, quindi i processi, gli spazi e anche i tempi dell'attività. Dopodiché cercate di comprendere qual è l'ambito che ha l'esigenza di maggior innovazione. Quindi questa è qualche indicazione per rispondere alla prima domanda. La seconda domanda richiede un approfondimento all'interno di quell'ambito, andando a capire i giovamenti. Cosa sono i giovamenti? Sono i benefici, i miglioramenti. Ovviamente stiamo parlando di attività profit che devono generare valore e quindi il giovamento può avere a che fare, o alla fine comunque avrà a che fare, con 2 aspetti che poi riprenderemo più avanti nel corso dei video, che sono quello dei ricavi e della marginalità, quindi di quanto guadagniamo e di che valore c'è in ciò che stiamo guadagnando, e dei costi. Quindi il giovamento alla fine deve ricondurci a questo, ma probabilmente non solo, perché poi lo andremo ad approfondire. Quindi sono i costi e i ricavi, sono i benefici sociali e ambientali e anche i benefici per la nostra qualità della vita. Io direi che possiamo, magari alla chiusura di questo primo video, invitare a pensare all'innovazione non solo pensando a quanto si potrebbe guadagnare di più, ma a quanto si potrebbe vivere meglio? Giovanni, tu non ci crederai, ma ai librai, questo non glielo devi dire, perché i librai, proprio perché hanno scelto quel mestiere, non puntano meramente al guadagno, avrebbero forse aperto una pizzeria, no, adesso no, non voglio essere antipatica verso i però insomma la scelta di aprire una libreria in genere contiene anche la scelta di fare un certo tipo di vita, di dare un certo senso alla propria attività. Argomento di cui parleremo molto approfonditamente nel prossimo video, perché è fondante. Lo scopo e l'identità sono il fuoco dell'impresa, e quindi vi salutiamo, io direi, perché abbiamo promesso 30 minuti e 30 minuti saranno. Vi salutiamo e vi aspettiamo nel secondo video di questa serie dedicato allo scopo e all'identità. Ciao Giovanni. Arrivederci, mi raccomando, i compiti a casa.